Buonasera e benvenuti dallo Sport City. Oggi si affrontano Toro Viola e FAO per la gara valida per la finale di Middle Play di Prelega. Andiamo subito a leggere le formazioni in campo. La Toro Finello subito a cercare Capitan Cristoforo. È buona, il tiro e la rete del numero 9 della Toro Viola. Colpisce la palla con l'esterno destro e palo gol. 1-0 per la Toro Viola. Respinta Zaccardi. Palla recuperata da De Cristofaro, il tiro che sibila la destra di Marta, il passaggio proibitivo, il tiro di Cristofaro che finta, si inserisce Finello e la parata di Marta, controlla splendidamente questo pallone e serve in mezzo per Ioppolo, il tiro e la rete, 2-0, un asse incredibile, genovesi, De Cristofaro Ioppolo. Un grande passaggio di De Cristofaro, un'invenzione ed è 2-0 per la Toro Viola, segna Ioppolo. Fallo laterale, ha segnato. Incredibile il gol di Fanelli su un fallo laterale, il tiro di sinistro che colpisce al volo, 3-0 per la Toro Viola. Pomicino, il tiro, la respinta, Alvarez, la palla rimane lì, batte e ribatti, ripartenza veloce, nuovo Finello, la palla per Magno, con i contagiri al limite dell'area, il tiro, la respinta di Marta, la palla rimane lì, numero 3, Evans, il cross dentro, il palo, colpito da Evans, e la ripartenza, ancora Messina, il numero 6, palla ottima in mezzo per Ioppolo, il tiro e la rete del 4-0 per la Toro Viola, un'azione incredibile. Attentamente, l'arbitro fischia così la fine di questa partita emozionante dove la Toro Rosso vince ed alza al cielo la coppa della Middle Play, finale di Middle Play. Per questa sera è tutto e vi auguriamo una buona serata dallo Sport City.